A me non colpisce questo video, mi sembra una cosa, non dico normale perché mica è normale, però sono cose che succedono tutti i giorni, in tutti i quartieri, in tutta Italia, in tutto il mondo. Io ho guardato questo video, chiaro che ci sono rimasto male come tutti, è chiaro che se avessi un mitra sparerei subito a qualcuno, questa è la mia reazione, però ripeto non è la soluzione, bisogna che partiamo un po' più indietro. Allora io vorrei che tutti ci chiedessimo cosa facciamo noi per questi ragazzi? Franco Antonello si batte da anni per far conoscere l'autismo. L'imprenditore di Castelfranco Veneto e suo figlio Andrea sono i protagonisti di Se ti abbraccio non aver paura, il libro del trevigiano Fulvio Ervas che ha commosso l'Italia. Ma in queste ore a fare il giro della penisola è anche il video pubblicato dal Corriere del Veneto, che sta creando tante polemiche. Girato dai carabinieri con telecamere nascoste in una scuola del Vicentino, il filmato mostra un quindicenne autistico costretto a subire insulti. Botte e umiliazioni dall'insegnante di sostegno e dall'assistente sociale che invece avrebbero dovuto aiutarlo. Ci sono persone preparate e c'è qualche caso di istituzione preparata, ma siamo completamente impreparati a questo, non c'è preparazione. Io ti dico solo, Andrea ha cambiato una quarantina di insegnanti di sostegno in 13 anni di scuola e solo in 3-4 casi abbiamo avuto la fortuna, la grazia di avere persone in gamba che ci hanno veramente cambiato la vita col loro aiuto. Ma abbiamo dovuto spiegare 35 volte cos'era l'autismo, si partiva da zero ogni anno. Sta fermo, animale. Ora le due sono agli arresti domiciliari, ma per Franco Antonello queste donne sono solo l'ultimo anello di una catena, quella della società, che va cambiata per intero. Ma non è mettendo in galera il killer che noi risolviamo questo problema o che abbiamo le coscienze a posto. Qui bisogna partire un po' dietro. C'è una società non preparata a gestire le disabilità, non preparata a gestire questi ragazzi. Allora bisognerebbe partire da un po' più indietro, da una cultura sociale, da un'educazione sociale. Dobbiamo dare un saluto a tutti i ragazzi autistici e dire alle persone che gli stiano vicino. Perché voi volete stare Con te. con noi. Con noi. È vero o no? Sì. Manda un saluto, dai. Oh, lo mandi un saluto. Ciao, taluto, ciao, taluto, ciao.